Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, ben trovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto, lo ricorderò sempre, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite di questa serata, lo anticipo, un ospite che è conosciutissimo perché oltre ad aver preso tantissimi voti nell'ultima campagna elettorale regionale, è un uomo conosciuto perché vive il territorio, lavora nel territorio, è in mezzo alla gente del territorio, è un uomo televisivo perché partecipa a diverse trasmissioni televisive, quindi lo conoscete tutti sotto un profilo politico. Questa sera cercheremo di conoscerlo sotto un altro profilo. Lui, quell'uomo lì, è Roberto Marcato. Buonasera Roberto Marcato. Buonasera, grazie di avermi invitato. Va benissimo. Bene, tutto bene? Sì. Mi sto godendo questo momento di intanto un po' di pausa. Ha dormito quella sera nell'attesa dei voti, perché poi si sapeva che lei oggettivamente passava, però ovviamente diventava importante il numero di voti, perché dal numero di voti capisce quanto ti apprezza la gente, quanto ti ama la gente. Ha dormito? No, assolutamente no. Primo perché era fibrillazione? Primo perché i dati non arrivavano, cioè arrivavano alla spicciolata, qualche dato parziale, quindi non si riusciva ad avere una visione complessiva dell'andamento del voto. E poi l'adrenalina era a 1000. Terzo elemento, insomma 4-5 settimane di corsa, perché poi io quando faccio le cose le faccio dando tutto me stesso, ti tengono sempre sulle spine, quindi non ho dormito per 24 ore, poi sono crollato il giorno dopo ovviamente. Insomma, certo, anche il fisico così crolla. Allora il titolo, adesso fra poco lo vedrete, è un marcato sconosciuto, non è perché sia sconosciuto ovviamente, ma un marcato, eccolo qui, è un marcato sconosciuto nel senso che tutti, come dicevo prima, lo conoscono sotto un profilo politico, sotto un profilo umano, magari della sua vita privata, lo conoscono in pochi. Oggi, questa puntata, cercheremo anche di conoscerlo sotto questo punto di vista. Allora iniziamo ad andare a vedere la scheda di Roberto Marcato. È stato il candidato più votato tra tutti gli aspiranti consiglieri regionali all'ultima tornata elettorale e tra le ragioni che più lo fanno apprezzare dalla gente probabilmente c'è proprio quella continua ricerca del contatto con la gente che da oltre 20 anni, nonostante una lunga e ancora in ascesa carriera politica, non è ancora riuscita a strapparlo alle sue radici. Roberto Marcato nasce a Castelfranco nel luglio del 1968, ma al di là dell'aspetto anagrafico nasce e cresce a Torreselle di Piombino Dese, nell'Alta Padovana. Diplomato al liceo scientifico, di professione è promotore finanziario, ma ormai votato, è proprio il caso di dirlo, alla carriera amministrativa. Leghista della prima ora, comincia la sua strada attaccando manifesti. Il suo soprannome, Bulldog, ben rappresenta quel ringhio da mastino della politica che lui stesso ormai cavalca come marchio di fabbrica. Comincia la sua esperienza politica nel 1998, quando entra in consiglio comunale a Piombino Dese e acquisisce le deleghe al bilancio, ai tributi e ai servizi sociali. Rimarrà sul suo scranno nel consiglio del suo paese sino al 2007, cominciando a ricoprire nel frattempo altri importanti ruoli a livello provinciale e non solo. Dal 99 per 3 anni è membro del CDA del Consorzio Tergola, dal 2008 è presidente dell'autorità d'ambito territoriale per i rifiuti, nel settembre 2009 entra nel CDA di Interporto Padova. Sono anni in cui la carriera politica decolla a livello provinciale. Tra il 2004 e il 2009 diventa assessore della provincia di Padova con delega all'ambiente e all'energia, dal 2007 al 2012 è presidente dell'Agenzia per l'Energia, da giugno 2009 acquisisce anche la carica di vicepresidente della provincia di Padova. Sono anni in cui però la Lega intrappolata nello scontro tra Bossi e Maroni non gode di robusta costituzione. Marcato, promosso dal Senatur, viene proclamato nel 2012 segretario provinciale della Lega di Padova per una manciata di voti in più del Tosiano Paiusco e tra espulsioni e commissariamenti l'ostilità di Marcato nei confronti della rigidità di Flavio Tosi è dichiarata. Ed efflagra nel 2013 quando Tosi con un colpo di spugna commissaria la Lega Padovana, destituisce Marcato e fa per promuovere l'assessore regionale Stival, una
mossa che manda anche Zaia su tutte le furie, ma questa è un'altra storia. Marcato diventa grande elettore di Massimo Bitonci ed è fondamentale nella scalata dell'ex sindaco di Cittadella a Palazzo Moroni. Bulldog diventa presidente del Consiglio Comunale, ma il salto definitivo arriva nel 2015. Alle regionali raccoglie oltre 7.000 preferenze, entrando in Consiglio, secondo in provincia solo al pentastellato Jacopo Berti. È nominato da Zaia assessore regionale allo sviluppo economico e pur continuando a salire non smette di tenere le radici nel terreno e i piedi saldi in mezzo alla gente. Le sue sfuriate in diretta televisiva, la sua inflessione veneta mai priva di colore e ricca di sarcasmo e battute lo consacrano anche al grande pubblico e lo rendono personaggio popolare in tutti i sensi. E le ultime elezioni l'hanno premiato. Alle regionali del 2020 Marcato torna in Consiglio a furor di popolo con 11.000 preferenze e lo scettro di consigliere più votato di tutta la regione. Quella regione per cui, in nome dell'autonomia, suo cavallo di battaglia, ha rinunciato al Senato e a Bruxelles per stare a fianco dei veneti, dice lui, che l'hanno sicuramente premiato. Ho detto al collega Francesco Cochiglia, basta finiamola qui, se no la scheda dura tutta la trasmissione. È già tanta roba quella lì, Roberto, dove vuole arrivare? No, ma il problema è da dove sono partito, nel senso che è questo che dovrebbe fare un politico, secondo me. Cioè il famoso cursus honorum di Romana Memoria, uno dovrebbe iniziare dai primi passi e arrivare dicono, poi... Roberto Marcato, se tu ascolti la gente comune, i politici dovrebbero anche lavorare e vivere la vita per capire le vere problematiche. Ecco, Perché poi quando vanno lì parlano, ma poi alla fine devono vivere la vita. Sì, allora sfatiamo un mito. Guardi, domani, tanto per capirci, poi ne parleremo, aumenta il gas, aumenta la luce e quindi domani ogni cittadino e la politica parla. Tanto sfatiamo un mito, perché ogni tanto qualcuno mi dice Marcato vai a lavorare oppure vai a lavorare nei campi. Ecco, cioè io ho iniziato da giovanissimo, nel senso che avrò avuto 10-11 anni che andavo a lavorare nei campi. Mio padre era un agricoltore, un allevatore, e io con lui, mentre i miei amici, i miei compagni di classe andavano al mare d'estate, io lavoravo nei campi, nell'allevamento con lui. Io ho sempre lavorato, mi sono sempre mantenuto e poi ho fatto della mia passione anche la mia vita e di questo mi rendo conto di essere particolarmente fortunato. Ma io non ho mai vissuto sulle spalle di nessuno, anzi ho sempre lavorato tantissimo, appartengo a una famiglia di grandi lavoratori. Mio fratello è una persona che si è spaccata la schiena per lavorare, mia madre lo stesso e mio padre uguale, quindi Ma perché non temo nasce Roberto la voglia di fare politica in lei? Cioè perché tanti dicono fare politica si guadagnava bene, poi avere la poltrona, avere il potere è anche bello. Perché è Marcato fare politica? No, perché la politica, io ho sempre avuto un odio viscerale nei confronti delle ingiustizie. E ci sono stati degli episodi che mi hanno fatto scattare questa molla. Mi scusi se la interrompo, tutti hanno quell'odio viscerale contro le ingiustizie e qualcuno poi si mette a battagliare, come in questo caso Roberto Marcato, poi arrivi lì e non puoi far nulla di fronte alla burocrazia. Non è vero. Se tu hai davvero amore e passione per quello che fai, riesci a scardinare. È vero che come dire, è una sorta di totem monumentale la burocrazia nel nostro paese, ma io ho un metodo che è tutto mio, insomma, ed è un metodo molto muscolare. Cioè, di fronte a certe ingiustizie, a certe stupidità che ha proprio il nostro sistema, tu devi essere cattivo, devi andare fino in fondo. D'altronde, se tu lo fai per un tuo cittadino e non lo fai per te, ma che te frega? Ma io lo dico che ai miei amici, ai miei colleghi politici, ma che te frega? Cioè, anche di rischiare, mica lo fai per te. Insomma, se trovi che c'è un anziano che avrebbe bisogno di un'attenzione particolare in ospedale e ti interessi, ma che mica lo fai per te? E cosa ha ottenuto fino adesso lei? Ma io devo dire che credo che sia uno dei motivi del mio successo anche nel territorio di questa regione meravigliosa, credo che sia proprio questo. Cioè, la gente sa che quando si rapporta a me, io non garantisco un risultato, ma garantisco tutto l'impegno. E questo credo che sia una cosa Però se uno che viene garantisce apprezzata. l'impegno, credo lo fanno in tanti e non raggiungono il risultato.
Ma dipende se davvero garantisci l'impegno, perché insomma io vedo che spesso e volentieri ci si ferma di fronte alle difficoltà. Però, io no. Mi scusi se ne troppo, così riusciamo. Lei garantisce l'impegno e dice va bene, dobbiamo risolvere questo problema, un problema sociale, io garantisco l'impegno, e su questo non c'è dubbio che lei garantisce l'impegno, come molto probabilmente anche tantissimi altri politici. Però poi se una volta non raggiunge l'obiettivo, se la seconda non raggiunge l'obiettivo per via della burocrazia, per via di tante altre cose, per via di Roma, come la chiama una volta Roma Ladrona, la chiamava ovviamente Bossi, via discorrendo, però non raggiunge una, due, tre, quattro volte, la gente dice ma mi prendi in giro o no? Esatto, ma infatti, però lei l'impegno lo ha messo, e quindi non è vero che la prende in giro. No, ma io raggiungo anche gli obiettivi, cioè io l'ho visto per esempio anche durante il Covid, c'erano delle situazioni particolari che riguardavano il nostro tessuto produttivo. C'avevo il telefono, c'avevo i ministri, c'avevo i sottosegretari, c'avevo i parlamentari, e io chiamo, vengo finché non ho la risposta. Ricordo che noi siamo riusciti a far cambiare le linee guida INAIL, abbiamo superato i codici Ateco, siamo riusciti a fare delle modifiche che hanno consentito ai nostri albergatori, ristoratori, baristi, pizzerie di poter aprire, e questo è stato fatto perché c'è stato un impegno forte e una certa rabbia anche nei confronti del sistema per riuscire a risolvere i problemi. Cioè, devi avere questa rabbia qua e devi sempre avere ben presente, cioè l'odore della strada te lo devi portare dietro, ecco, questo è il tema. Il rischio di chi fa politica è che a un certo punto la bella vita, insomma l'auto, le cene, i pranzi nei posti fighetti un po' ti ubriachino. Ecco, invece tu devi avere sempre... Hanno ubriacata lei? Mi racconti un po' la sua vita, dunque si alza il mattino, cosa fa di bello? Fa una colazione abbondante? Ma no, purtroppo no, anche se non si direbbe... allora, quando riesco, prima bevo quasi un litro di acqua e poi vado a farmi una bella camminata di un'oretta circa quando riesco. Però il fisico non sembrerebbe che cammini molto, Marcato. Io ho sempre avuto questa struttura, ringraziando Dio. Quando uno dice ma uno è ingrassato, mi sono stato così, cioè, dalle elementari in poi sono sempre stato così. No, non stavo discutendo, stavo discutendo che la camminata dovrebbe aiutare un attimino. Ma pensi cosa sarei se non camminassi? A un disastro, quindi bisogna tenere conto, è sempre tutto relativo. Quando posso faccio questa camminata, poi torno, doccia, caffè, durante la camminata telefonate, poi le mie telefonate iniziano alle 6:30 del mattino. Però la camminata è sostenuta o è di quelle ma si cammina? No, insomma cerco di fare una camminata che è sostenuta anche dalle telefonate. Si alza, bevo un litro d'acqua, fa una camminata. Poi casa, docciona, caffè, e poi là inizia la mia giornata, che è sempre una giornata frenetica, sempre. Cioè mi sono uomo a strada, insomma, ecco, in ufficio ci vado il minimo indispensabile. L'ufficio suo perché dove si trova? A Palazzo Balbi a Venezia. Ci vado perché insomma, ci sono anche delle incombenze amministrative. Quando va a Palazzo Balbi c'è il motoscafo che va... Sì, c'è il motoscafo di servizio, sì, anche perché purtroppo i tempi sono sempre... Anche il parcheggio, quindi la regione... Sì, il parcheggio, ma d'altronde... C'è un bel privilegio andare a Venezia col parcheggio. C'è un bel privilegio, anche qua, quando dicono ma status symbol, sì, ho capito, ma mica per me, nel senso che il fatto di poter andare là a parcheggiare, riduce tutti i tempi. Siamo io e lei, ma io cerco anche di provocarla un po'. No, certo, ma allora... se no viene fuori... lo status symbol... Abbiamo sconosciuto, però devo anche capire. Certo, ma lo status symbol lo hai quando tu hai il parcheggio e fai il figo, no? Cioè uno usa il parcheggio a Venezia per andare là con la ragazza e fai il fenomeno, prendi la barca. Ragazza, fermo lì. Da quando l'assessore ha avuto più ragazze che la seguivano oppure no? No, diciamo quando arriva importante, sa tutte le... Ma io ringraziando Dio... Da che mi ricordo non ho mai avuto problemi di questa natura, nel senso che... No, penso se ne ha avute di più. Non di una natura che non ne ha avute. Di più. Ho detto dopo che quando uno dice diventa popolare. No, il potere affascina, è vero. Ne ha avute di più in questo senso. Però insomma io sono sempre stato una persona che probabilmente nella simpatia e nell'empatia ha avuto un elemento di forza straordinario. Ma a me piacciono quelle rosse. No, ma quelle belle, insomma. Come a tutti, però bionda, rossa o mora? No, a me affascina molto l'intelligenza. Questo lo sapevo. Le rifaccio una domanda, Marcato, sono d'accordo che sono belle l'intelligenza, ma preferisce rossa, bionda? In una donna cosa guarda di più? Ma
A me colpiscono molto gli occhi, che poi insomma, il contorno dei capelli... Guardi che a me negli occhi non guardi per aria. No, perché stavo immaginando... Sto pensando, se guarda per aria... A me affascina molto di più l'occhio di una donna, anche perché quello rimane per sempre. E quando questa donna d'estate ha gli occhiali scuri, cosa la affascina di più? La voce. E se è muta? No, le chiedo, volevo dire il seno, le mani, non lo so. I capelli lunghi e neri mi affascinano molto. Siamo arrivati ai capelli lunghi e neri. Questo sì. Però questo stiamo scherzando ovviamente, ma sono aumentate le donne che la seguono in questa avventura quando è diventato più popolare? Sarei bugiardo se dicessi no, sì. Ma anche perché poi io sono percepito come veramente l'uomo della porta accanto, nel senso che cioè io sono così da quando sono nato e sono così sempre, io sono così con lei adesso, ma fra un'ora vado in giunta e sono così con il Presidente Zaia, vado in televisione da un'altra parte a parlare di un altro argomento, sono così lo stesso, vado nei gazebo con i militanti, sono così, cioè la gente mi riconosce sempre, perché io sono sempre uguale a me stesso. Ti può piacere o non ti può piacere, ma nessuno potrà mai dire che io fingo o sono un bugiardo, perché a parte che non lo so fare. E poi, essendo anche molto pigro, ricordarmi le cose che ho detto ieri false diventa un lavoro estenuante. Qual è il piatto preferito? Allora, amico, tutta quanta una mia catena alimentare, no, so che fa ridere, ma io insomma, almeno un paio di volte all'anno mia mamma mi fa i tortellini pane e prosciutto. Adesso so che i gourmet all'ascolto... Ma prepara la mamma i tortellini oppure li prende? No, li prende, però mi fa i tortellini pane che io adoro, che sono una bestemmia oggi con questa attenzione alla cucina, quella tutta un po' così, no? Però mi piace amati. Adoro, e credo che io non posso immaginare un mondo senza le salsicce delle sagre, credo sia un piatto che sublima il gusto in una maniera... sono buone poi. Sì, ma nei sagre è straordinario. Noi abbiamo... Quest'anno ci sono meno sagre. Purtroppo sì. E dopo che vado matto, erosuine. Eroso qui da campo, la verdura insomma. Sì, quello mi piace da matti. Come dolce mi piace molto la crostata di marmellata con la marmellata di albicocca da frigo. Da frigo? Da frigo, cioè deve essere tolta dal frigo. Di solito una piace calda, lei si vede da lì che è un bastian contrario. Sì, ecco, sì. Si vede lì. Senta, e quindi la mamma, il rapporto con i genitori com'è? Allora, io ho la mamma, il papà ahimè l'ho perso, che ero certo. giovanissimo in un incidente stradale. Con la mamma ho un rapporto simbiotico straordinario, con la mamma e il fratello. Io vivo in questa casa, che è la nostra vecchia casa colonica, e io ho il mio appartamento, mio fratello ha l'altro suo appartamento, sotto c'è la mamma e la zia. Si può, volendo venire a casa sua a vedere la casa? Mamma mia, certo. Vediamo questo, stia calmo, vediamo questo filmato, vediamo il contributo, il primo contributo. Ci troviamo in Alta Padovana, in una frazione di Piombino Dese, Torreselle, e quella che vedete alle mie spalle è proprio la casa di Roberto Marcato. Cercheremo di scoprire qualche segreto di un Roberto Marcato inedito. Com'era da bambino? Era un rompiscatole come è adesso, aveva sempre ragione lui come adesso. Cosa posso altro dire? La passione sì della scuola, come lavori in casa no tanto, però faceva le sue scelte anche quando era piccolo, ecco. È sempre stato quindi così deciso? Sempre. Quando aveva detto qualcosa o aveva in mente, lui arrivava dove voleva, sempre. Aveva sempre ragione. Ma lei cosa le diceva a Roberto? E a volte dicevo, sai, dovresti anche obbedire qualche volta. E lui dice, io faccio quello che mi sento di fare. Senta, ma adesso che lo vede in televisione, lo vede nel mondo della politica, è orgogliosa, cosa prova? Tanto, moltissimo, sono molto orgogliosa, non pensavo mai che arrivasse là, pensavo tante altre cose, io avevo in mente che studiasse per andare medico o avvocato. Mi aveva fatto una bella sorpresa.
non sapevo nulla e mia madre è rimasta zitta. Gli avevo detto ieri che non mi Complice, raccomando, avete tramato contro di me. No, avevo detto a Emiliano che è andato, ho detto cerca che almeno non dica a Roberto che siamo andati a conoscere un po'. Ma niente, era molto riservata, però ho detto che erano piscatole. Sì, io sono sempre e che stato. voleva sempre aver ragione. No, ecco, un problema che ho sempre avuto io, ce l'ho sempre avuto con l'autorità. Io non sono mai riuscito a fare una cosa perché te la diceva uno. Ed è stato un problema anche a scuola, questo alle medie, al liceo, quando dicevano fai questo perché te lo dico io. No, tu mi devi spiegare perché devo fare questo, altrimenti io non lo farò mai. Quando gli ha chiesto, quando va in televisione era orgoglioso, proprio vedevi proprio... Sì, no, questo sì, ma abbiamo un rapporto meraviglioso. Però fisicamente la mamma nel mezzo arbusto che ho visto rispetto a lei è un po' mingherlina. Sì, lei è minuta rispetto a me, sì. Ma anche mio fratello siamo praticamente due colossi uguali. Sì, no, effettivamente. Quindi il papà era più o meno come noi, insomma, sì. Spalle ampie. E quindi cosa vuole dire qualcosa sua mamma prima della pubblicità? Ma è una delle mie... perché io sono sicuro che lei parla poco con sua mamma. No, in realtà, mio fratello parla molto di più. Lei comanda di più a casa? No, ordina. No, nel senso che poi ognuno di noi ha la propria autonomia, la propria indipendenza. No, a mia madre voglio un bene dell'anima ed è forse uno degli elementi anche del successo della mia vita. Cioè, senza di lei non so. C'è la bandiera che a casa della Liga fuori? Dove... Beh, ho una bandiera che prende tutto il portico, no? Cioè, e poi c'è la bandiera fuori, proprio una del Veneto e una dell'autonomia, e tra l'altro sono l'unica casa senza cancelli. Il fratello l'abbiamo visto più giovane o più... Ha 3 anni meno di me. Ma anche lui della Lega oppure... Anche lui leghista. L'ha obbligato? No, lui è leghista per convinzione, non ha, come dire, non ha l'esposizione e l'impegno che ho io, ovviamente, però anche con lui ho un rapporto meraviglioso, cioè la famiglia è la mia forza. Era veramente la mia forza, perché sono i tuoi valori, è la tua storia, è la tua terra, insomma, non si può prescindere. Lei vive in quella casa lì? Sì. Sì, io ho un appartamento. Non ha intenzione di dire mi sposo, vado via? No, cioè quelle sono le mie radici. Io posso girare il mondo, ma io torno sempre là, io torno sempre a casa mia. Lì io mi sento protetto, sento l'odore della mia storia, delle mie radici, delle mie origini. L'odore è brutto, l'odore. Però l'odore è qualcosa di animale. Però. Ma anche il profumo è di animale. No, è assolutamente, come vede, l'odore e il profumo dipende da come lo vede. È solamente un profumo straordinario, è una fragranza. È più bello il profumo. Sì, è una fragranza. È la fragranza delle mie origini. No, io sono sempre in giro, ovviamente, che poi là ci vado. Quando si guarda torno sempre là. Quando si alza, si guarda allo specchio, mi sono dimenticato la domanda, poi si guarda, marcato, si alza, si guarda allo specchio e dice, beh che bello che so, oppure dice, mamma mia. No, io mi piaccio moltissimo. Andiamo in pubblicità, avete già capito tutto, a tra poco.